dove abitiamo oggi con Porta Giaverta. Ok, so che queste le robe poi non mi interessano a nessuno, però ragazzo, il nuvolo, io prego Dio, Buddha, Zarathustra, Mitra, Krishna, Maometto, tutti quanti, Dio caro, che continui così, che voglia farmi un girettino sereno in bicicletta, esplorare che dorobete che mi ero messo da fare. Invidio tantissimo Brugin, perché lui stasera viene qua e vede me, lui invece è bellissimo. Bentornato nuvolo, bentornato ciò che la gente chiama maltempo. Senti che bello, senti che arietta fresca. On a day like today, we pass the time. Ho sbagliato strada, ho dovuto provare le mappe di Komoot, quindi se anche tu hai il Garmin qui 520, quando ti chiede vuoi usare le mappe di Komoot o quelle del Garmin, no, quelle del Garmin, fidati. Perché ti sto facendo queste cose? Perché credo che se tu giri in camper debba anche sapere dove sei, quindi va benissimo, ok, l'area camper, se ti freni come chi fissa per quelle pastiglie nuove, ma è importante anche esplorare i luoghi. Io ti sto facendo vedere cosa troverai. Giustamente vedi perché amo Komoot, perché veramente mi perde fare da sponsor. Però per me che vado in bici è una cosa essenziale. Ti dà dei tracciati non presenti su Google Maps, cioè guarda sta strada, secondo te pare che c'è su Google Maps, hai capito? E sono sentieri che ti puoi creare manualmente dalla vista satellite dell'app o dal computer, oppure puoi utilizzare quelli degli altri. Io in questo specifico caso ho dato proprio il punto di destinazione quasi come fosse Google Maps, che è un borgo qua che adesso andremo a vedere, e gli ho dato avvia e lui mi trova la strada diciamo più corta, utilizzando anche le tracce, cioè non solo le strade dove vanno le macchine, hai capito? Quindi è utile anche per chi ama passeggiare sta roba. Ora mi ha ricollegato al sentiero Valiona. Ora metto un attimo giù perché mi servono le mani. Ma che bello! Ad ogni modo ragazzo, sto seguendo la traccia 61 che si chiama Sentiero di Val Liona, ok? E se ti potesse interessare, sai che il mio unico social alla fine è Komoot, perché e lì trovi tutti i miei giri, tutte le tracce, così vedi le strade che ho fatto, no? Un po' come il sito delle puntine, lì ho le tracce che potrei anche scaricare e mettere nel sito, è vero, vabbè, o linkare perlomeno. Ma sono sempre tanti lavori, cioè già ho il mio, hai capito? Cioè c'è la passione fino a un certo punto, dopo fare troppe cose richiede troppo tempo e rischi di fare tra virgolette male tutto, insomma ecco, poca roba ma buona se disegno gli altri. Stradine da film anche qui, è stata una bellissima uscita quella di questo mese, diciamo, perché era 2 settimane che sono in giro, però non ho tra virgolette lavorato un cazzo. È vero che è il periodo magari un po' più fermo, quindi potrei fermarmi anche anch'io, vabbè insomma dai, va bene, guarda, bisogna secondo me godersi la vita un po' anche così come viene, cioè praticamente non ho lavorato un cazzo perché internet non prende, punto 1. Magic moments when two hearts are caring. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed one night of the hayride. Che esperienza mistica ragazzo, è la cosa che da anni insisto a pompare su questo canale. Secondo me è una delle mete che devi lavorare tantissimo per arrivare, ossia guarda questo giro qua, cazzate, dettagli, è assolutamente insignificante tutto quello che sto facendo, è invece estremamente importante la goduria che io ne ricavo. Cioè io adesso ho interrotto un attimo la mia goduria per condividerla e ancora non trovo le parole per descrivere questo. È
per quasi di essere sotto droga, cioè non so se mi spiego, un po' come quando una volta i sciamani diceva il peyote per entrare in questi stati mistici, no? Compagno del Singano, questo stato mistico del benessere aiuta, io so queste impronte, aiuta tantissimo il fare le cose da soli, perché inizi a scoprire diversi metri e metodi di misura e di interpretazione delle cose. Ah sì, guarda, c'è impronte di cerbiatti, ma vedo anche poi di cani, forse era qualche lupo che voleva pinciasse il cerbiatto. Orco cane, ragazzo, questa era la mappa assegnata. Vabbè, torno indietro e deviazione. Comunque, se ven capio, tu non ascoltare mai gli altri, fidati, che ti raccontano che il segreto della felicità e del successo è avere soldi, avere l'azienda, la Lamborghini, la ragazza sputanona con le minigonne, girare il mondo. Ricerca invece la goduria stessa, perché quelli sono dei mezzi, hai capito? Dei mezzi, sti che temporale che viene su, che gli altri ti dicono di usare per raggiungere questo stato, ma tu non ascoltarli e concentrati invece che sui mezzi che richiedono tantissimo tempo, anni, energia. Tipo, adesso va di moda il discorso di girare il mondo, tutti su Instagram mi fa vedere che fanno i turisti, ok? Sta roba costa tantissimo, no? Alla tua vita, perché cioè, per avere i soldi per fare il turista devi impiegare tante ore di lavoro, magari purtroppo per molti è anche un lavoro che non piace, hai capito? E quindi perché sprecare, investire grande troppa parte della nostra vita per conseguire questi mezzi, e perché non arriviamo direttamente invece al risultato, alla fine, hai capito? Non concentrarti sul mezzo, concentrati sul traguardo, ossia sulla felicità. Capisco benissimo che sembra un discorso contorto, un po' come quando io leggevo certi testi, cioè, mi mancavano in qualche modo i collegamenti cognitivi, perché alla fine non siamo abituati a fare certi tipi di ragionamento e pertanto ci sembrano illogici, cioè della serie, cosa stai dicendo? Cioè di raggiungere direttamente la felicità senza i mezzi, perché tu sei abituato a credere che siano i mezzi che portano alla felicità. Ecco, proprio quello l'inganno, è quello, o meglio sì, magari esistono anche i mezzi che portano alla felicità, ma molto spesso non sono quelli e neanche in quelle quantità, fidati. Permetto di aggiungere anche un piccolissimo esempio al discorso, seppur sia una cosa assolutamente frivola e materiale, utilizziamola lo stesso. L'e-bike, Singano ti dice sempre prendi l'e-bike, perché l'e-bike diciamo dà la felicità di Singano, meglio è una parola grossissima, dà tante soddisfazioni a me, mi rende in qualche modo felice, non so spiegarti, allegro, cioè, mi impissa, è una roba che proprio mi fa andare via di testa, però è la mia, cioè, io credo che la maggior parte delle persone dell'e-bike proprio non gliene frega nulla, cioè gli puoi dare l'e-bike migliore del mondo, la provano, magari provano anche i sentieri che ho fatto io e dicono, cioè, niente di che, come tantissime cose che ho instagrammabili che ho provato io e ho detto assolutamente niente di che, cioè è tutta fuffa. In realtà magari non è fuffa, ma è ciò che è nella testa dell'altro, hai capito? Nella testa mia l'e-bike è una cosa, tanta roba, cioè è un oggetto materiale, ripeto, però è tantissima roba, mi fa fare quelle esperienze compatibili con i miei stati di benessere. Che bella, compatibili con i miei stati di benessere. Ecco, abbiamo centrato parecchio il punto con questa piccola proposizione, ma niente, basta, semplice così, volevo solo dire questa cosa e pertanto collegarla anche al discorso che la felicità che ti vendono, e Lamborghini e troie, fare il turista in giro per il mondo, e i ristoranti di mega lusso dove fai le esperienze, gli alberghi dove dormi con pareti trasparenti e tutte quelle cagate là, cagate per me che sono cagate, sono cose che possono in qualche modo magari compiacere gli altri, oppure semplici illusioni. Se non è chiaro non importa, perché bello, questo è l'antico borgo di Campolongo, e se non è chiaro non importa, perché tanto è un discorso per me importantissimo e quindi verrà ripreso in tante altre salse nel canale. The way that we hug to try to keep warm while taking a sleigh ride. Magic moments, memories we've been sharing. Magic
The telephone call that tied up the line for hours and hours. The Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers. Magic moments, memories we've been sharing. Magic. In questo modo, vedi, io navigo col Garmin per dove devo andare, ma anche se vado senza Garmin. Poi trovo, non so, un bel spiazzetto dove dico ma qua può andare bene come sosta per dormire o per mangiare quando sono in giro in camper, oppure il rubinetto per caricare l'acqua, eccetera, e mi salvo tutto nelle mie mappe personali. È comodissima sta storia. Poi quando sono in giro ti racconto ste robe perché siano di ispirazione anche a te, no? Quando sono in giro vedi il mio puntino blu di Google Maps di dove sono in questo momento, e attorno a me vedo tutti i rubinetti dell'acqua, piuttosto che i parcheggi del camper, le colonnine alla corrente, tutte quelle cose lì. Così capisco qual è il più comodo, il più vicino per me. Borgo rurale di Calto, Valle dei Mulini. Adesso gli ho pisciato sopra a un ragno, qua è scappato via, ma guarda che se era tedesco e restava là e si godeva. Per capire la battuta bisogna conoscere un po' i locali di Berlino o aver visto qualche documentario. Certo che sto qua da Drio, vedi, adesso sustego forte, altro che Singham, perché questo, guarda dove si è costruito la casa, in mezzo, se là in alto un fortino, in mezzo proprio a niente, da tanto che vado avanti in salita, Ecco qua, Occio, che ti riprendo un discorso che ho fatto più volte. Occio qua, perdona la faccia e la voce, ma è salita oltre il 10%. Guarda qua, io da un bel pezzo che vado avanti a pedalare in mezzo a sta natura, insomma, cioè ti dà quel senso di strano, quel senso di natura, ok? Vedo tutte rocce e, come si dice, e alberi. Sto qua mi ha deciso di costruirsi a casa qua, ok? E mi interrompe sta natura, ok? Perché adesso la natura deve riresettarsi, o meglio la percezione della mia natura deve riresettarsi, ok? Un po' come, non so spiegarti, un po' come che tu stai nuotando nel mare, a un certo punto il mare finisce, tu devi passare un porto di navi eccetera eccetera, e poi ricontinua il mare, cambia l'esperienza, cioè quel mare è finito, hai capito? Non è più tutto il mare, ma era solo un pezzettino piccolo di mare, e poi tu vai in un altro pezzettino piccolo di mare. Spero che mi segui perché è una cosa importante. Per cui, guarda qua, la scattella del mulinetto, la gonfia su, qua van life, ecco tutte ste cagaie, perché andiamo meta furgoni, le PN24 dei cruchi dappertutto, Dio caro, in mezzo a natura, e la natura non arriva mai. Cioè io natura, camminare in mezzo a macchine e furgoni, casa mia no, dopo casa tua forse. Io van life, guarda che rampego su con sta bicicletta, porca miseria. Quando ero su al castello è arrivata una signora col cane e mi fa così da niente: vede che no, non serve andare all'estero, guardi quante cose belle che abbiamo qui in Italia. Come darle torto, signora. Analizzando questa cosa, però, questa frase fatta che senti ripetere spesso, cosa significa? Secondo me significa che in Italia, per zona, diciamo, abbiamo un numero di attrazioni o di scorci decisamente superiore alle altre magari nazioni che hanno tanto, diciamo, vuoto, tanto nulla prima di arrivare a punti panoramici belli, capisci? Effettivamente c'è cascatelle, borghetti, castelli, ciclabili, pozze, cioè c'è tutta una, cioè basta vedere che tipo a Valdobbiadene è patrimonio UNESCO, ma cosa? E colline del Prosecco. Io dove veniamo questa sera a cena direi posto decisamente approvato. Ora ti faccio vedere a 360 gradi, guarda che bella la vallata in fondo. Ok, qua sei a il Lupo Rosso, è il pub pizzeria dove andiamo a cenare appunto, e qua sei a 50 metri, 100 metri dall'area camper. Appunti di giorno il parcheggio del cimitero si riempie.
La moto Guarda si che- appacchia. Guarda che... Boh, le sta bene. I parcheggi pieni. Bella serata. Il posto... No, no. Avevo aspettative troppo alte, ma deluso sotto ogni aspetto. Guarda, proprio... Era un disastro, un disastro. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around.